Sentinella mutuato a livello nazionale per la ripartenza di settembre, così il generale Figliuolo alla festa per il cinquantennale del Bosco delle Penne Mozze. Covid, un morto e focolaio balcanico ancora in crescita. L'ULSS sta contattando sindaci e referenti delle comunità per organizzare delle sedute vaccinali ad hoc. Le manifestazioni contro il Green Pass ci tolgono la libertà di lavorare, parlano gli esercenti di Piazza dei Signori saliti ieri sera sul palco contro la protesta andata in scena nel cuore di Treviso. Se il Veneto è aperto è grazie a chi si è vaccinato, così il Presidente della Regione alla vigilia del passaggio della Sicilia in giallo. Con i dati di oggi, continua Zaia, senza la vaccinazione avremo gli ospedali pieni. Accoglienza dei profughi afghani, domani vertici in prefettura, il sindaco Conte, le immagini che vediamo sono terribili, dobbiamo mobilitarci e farci trovare pronti. Ubriaco si è abbassato i pantaloni davanti ai bimbi in un parco a Camalò di Povegliano, 28enne pakistano arrestato dai carabinieri. Medaglia d'argento a Tokyo nel fioretto a squadre per le azzurre trascinate da Bebe Vio, la campionessa di Mogliano entra nella leggenda. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Apriamo dunque con le parole del generale Figliuolo oggi a Cison di Valmarino per i 50 anni del Bosco delle Penne Mozze. Ha parlato naturalmente di campagna vaccinale, ha spiegato come il modello veneto, quello delle scuole Sentinella, sarà mutuato a livello nazionale per la ripartenza dell'anno scolastico in piena sicurezza. Stiamo adottando un modello che è quello delle scuole Sentinella con dei tamponi salivari che sono tipo lecca-lecca, che poi però vengono analizzati presso dei laboratori perché sono tutti tamponi di tipo molecolare. Questo per avere poi la sicurezza dei dati e non avere falsi positivi che possono poi condizionare le modalità di rientro a scuola. Dal Bosco delle Penne Mozze il generale Figliuolo spiega il piano nazionale per la ripartenza delle scuole, un piano che parla veneto ed è stato mutuato proprio dal progetto delle scuole Sentinella già sperimentato nella nostra regione la scorsa primavera. Il modello veneto è uno di quei modelli che abbiamo mutuato e prendere le migliori pratiche per far sì che ci sia un rientro in presenza. Abbiamo visto che la didattica a distanza non dà risultati ottimali né per ciò che riguarda la preparazione, ma ritengo soprattutto per ciò che riguarda la socialità dei bambini. Il commissario per l'emergenza Covid spinge sulla campagna vaccinale per i ragazzi, unica via per garantire una ripresa della socialità perduta in questi mesi, ma anche su quello zoccolo duro di over 50 che per varie ragioni ancora non si sono immunizzati e che ora rischiano di più. È una classe d'età che è molto importante perché è una classe molto produttiva. Prendete tutte le informazioni ma seguite le evidenze scientifiche, io questo dico, il vaccino ci salva. Ritengo che ognuno debba convincersi, però guardiamoci anche intorno e vediamo che sfracelli fa questo virus, i 130.000 morti, che cosa succede a livello globale. Noi dobbiamo riprenderci il gusto del futuro, come dice il Presidente Draghi, e soprattutto non ci possiamo più permettere chiusure, lockdown. Intanto nella Marca continua a crescere il cosiddetto focolaio balcanico e l'ULSS 2 sta contattando sindaci e referenti delle comunità per organizzare delle sedute vaccinali ad hoc. L'obiettivo è arginare il contagio ed evitare che entri nei luoghi di lavoro alla ripresa delle attività. 534 persone, continua a crescere nella Marca il focolaio tra chi rientra dall'area balcanica, Macedonia soprattutto, ma anche Kosovo e Albania, e nella notte non ce l'ha fatta uno dei 5 ricoverati in terapia intensiva, 74 anni, macedone. La preoccupazione cresce, l'azienda sanitaria sta cercando di intercettare tutti coloro che rientrano da questi paesi per proporre la vaccinazione ed evitare che la trasmissione continui e si estenda nelle aziende, visto che sono tutte persone che lavorano nel trevigiano. Parlando anche con i sindaci, vediamo se riusciamo a intercettare i leader delle comunità dell'area balcanica affinché loro convincano i loro, chiamiamo, compaesani a fare la vaccinazione. L'ULSS pensa dunque a dei Vax Day o delle sedute vaccinali dedicate proprio a questi lavoratori. La nostra massima disponibilità è creare addirittura un canale proprio per loro, se poi riprendono a lavorare, disponibilità di fare anche alla sera, cioè
qualsiasi tipo di soluzione purché si vaccinino, anche perché l'età media oltretutto sono giovani, il 48%, 49% di queste persone sono sotto i 30 anni e il 43% vanno dai 30 ai 60, quindi sono tutti persone in età lavorativa e quindi con il rischio proprio di trasmissione ad altri perché si muovono nel territorio giustamente per lavoro. Ed è stata buona l'adesione ai 2 Vax Day organizzati per sabato a Paderno del Grappa e Mogliano. A Paderno del Grappa è andato molto bene, tenendo conto che è un territorio popolato da Novax, da persone che sono sempre state, come dire, restie alla vaccinazione. Abbiamo superato le 100 persone, siamo a 103 persone vaccinate. Io avevo detto sarebbe stato già un gran risultato averne 50, quindi adesso mi sentirò coi sindaci, è una cosa da ripetere in altri comuni limitrofi, sempre dell'area ovviamente pedemontana. Un centinaio i vaccinati a Mogliano, per la maggior parte dai 12 ai 17 anni, e sono stati 220 complessivamente nella Marca i giovanissimi che hanno scelto l'ultimo sabato d'agosto per vaccinarsi. E torniamo alla manifestazione contro il Green Pass di ieri sera, nel tardo pomeriggio di ieri in centro a Treviso. Dura la presa di posizione degli esercenti di quell'area che dicono ben venga la libertà di manifestare, ma deve essere rispettata anche la nostra libertà, quella di poter lavorare. Dopo tanti mesi che abbiamo chiuso questi locali con costi incredibili da sostenere, oggi che stiamo incominciando a recuperare qualcosa, succede che non possiamo lavorare per colpa di una manifestazione che potrebbe essere fatta in un altro posto. A livello di libertà di opinione sono pienamente d'accordo che uno può esprimere quando vuole, dove vuole il suo pensiero, purché non vada a intaccare la libertà degli altri. In questo caso intacca la libertà di poter fare un mestiere, il nostro lavoro, e questo ci crea un grossissimo danno. Giordano e Lai sono 2 dei ristoratori di Piazza dei Signori che ieri sera, durante l'ennesima manifestazione a Treviso contro il Green Pass, sono saliti sul palco per esprimere il loro malessere nei confronti di una protesta che da settimane va in scena proprio di sabato nel cuore della città, nel giorno di maggiore lavoro per i locali del centro. La gente non riesce ad accedere, soprattutto i bambini o le persone che hanno qualche problema di disabilità, perché hanno paura della manifestazione e i locali per 2 ore non lavorano. Se da un lato i ristoratori difendono il diritto di manifestare, dall'altro rivendicano il loro di poter lavorare dopo mesi di chiusure e limitazioni. Va bene anche il diritto del lavoro, la libertà di poter lavorare nella giornata più importante della settimana, che per noi oggi, dopo il sacrificio di quest'inverno, è importante, per noi e per i nostri collaboratori. Il nostro è tra i settori maggiormente in difficoltà. Grazie al supporto del Comune abbiamo potuto ampliare i plateatici per continuare a lavorare, aggiunge ancora Lai. E tutti i ragazzi anche qui un po' sono stanchi, perché comunque il periodo, fortunatamente l'estate è stata positiva come flussi. Vedere perdersi la giornata più importante perché ci sono manifestazioni di questo tipo, collocate proprio in questo caso adiacenti alle attività, c'è la volontà di intaccare questo secondo me, e ci terrei che fosse meno come rispetto anche per noi. Ben chiara anche la posizione dei ristoratori per quanto riguarda il certificato verde. Nell'ottica di quello che è il futuro, il Green Pass è positivo perché salvaguardia i clienti all'interno dei locali, spiega il titolare dei Soffioni. Se la scienza ci ha portato fino a qua, bisogna rispettare la scienza e non è contraddittoria, non si può andare contro la scienza. Fa eco ai ristoratori il presidente di Ascom Treviso, Federico Capraro, quando l'esercizio di un proprio diritto di manifestare, dice, va a ledere quello di altri di lavorare, la situazione viene esasperata. Ci sono alcune categorie che non possono permettersi il lusso di fare grandi ragionamenti sulla vaccinazione, sull'opportunità, sulla necessità, su quanto sia condizionante o meno, perché c'è un'esigenza primaria a dover traguardare questo periodo per i propri lavoratori, per le proprie famiglie. E sulla presa di posizione dei ristoratori di Piazza dei Signori interviene anche il sindaco di Treviso, Mario Conte. Possiamo soltanto appellarci al buon senso di queste persone che chiedono libertà, però di fatto stanno privando la libertà dei commercianti di poter lavorare il sabato pomeriggio, e quindi io credo che il messaggio di protesta ormai sia anche arrivato
e credo che ormai stia cominciando a stufare, forse anche loro stessi siano un po' stanchi di questa cosa. Di sicuro lo sono i commercianti e tra l'altro adesso mi pare di capire che non è più soltanto una partita contro il vaccino piuttosto che contro il Green Pass, è un no a tutto, e quindi se qualcuno vuole manifestare il no a tutto però lasci comunque la libertà ai commercianti seri, onesti e attenti di poter lavorare il sabato pomeriggio, e soprattutto lasciano libera quella piazza dei signori che in un momento così importante sta diventando anche un punto di raccolta dei numerosissimi turisti che stanno frequentando la città. Quindi abbiamo capito che sono contro tutto, però credo che si possano trovare anche altre formule piuttosto che altri spazi per manifestare le proprie idee. Qui è solo una questione di buon senso, di educazione e di rispetto tra persone. Loro chiedono libertà e quindi noi chiediamo che i commercianti siano liberi di poter lavorare. Se il Veneto è aperto è grazie a chi si è vaccinato, così il presidente della regione Luca Zaia alla vigilia del primo cambio di colore di una regione, quello della Sicilia, da domani in zona gialla. Con i dati di contagio che abbiamo oggi, continua il governatore del Veneto, senza la vaccinazione avremmo gli ospedali pieni. Il 60% dei veneti ha completato il ciclo di vaccinazione, quasi il 70% ha ricevuto almeno una dose. Alla vigilia dell'ulteriore estensione del Green Pass, il presidente della regione Zaia confida nel raggiungimento della cosiddetta immunità di gregge, l'80% di vaccinati per la fine di settembre. I dati del resto confermano la correlazione tra numero di vaccinati e contagi o ricoveri che poi portano al cambio di colore della regione, come è accaduto per la Sicilia che da lunedì diventa gialla. Certo è che oggi, se siamo aperti, io so che sempre si agitano quando dico ste robe, ma se oggi il Veneto è aperto, l'Italia è aperta, è grazie a chi si è vaccinato, perché con i dati oggi che abbiamo, lo si vede dal numero dei contagiati, che però sono asintomatici, questo numero di contagiati senza vaccinazioni ci avrebbe già riempito gli ospedali. Quindi le vaccinazioni hanno depresso le ospedalizzazioni, i non vaccinati non hanno fatto parte di questo lavoro di squadra. Scuola e Green Pass a destro, con i dirigenti scolastici che sono ancora in attesa delle indicazioni operative per l'applicazione del certificato verde. Tra poco meno di 2 settimane il ritorno in classe di studenti e docenti. Il 13 settembre suonerà la campanella per l'avvio dell'anno scolastico in Veneto, il prima dell'era Green Pass, ma negli istituti rimangono ancora molti dubbi sull'applicazione del decreto che prevede l'obbligatorietà del certificato verde per docenti e personale scolastico. Si pone l'interrogativo su come potrà effettivamente e praticamente effettuare manualmente questo controllo. Non abbiamo nemmeno indicazioni su come verranno raccolti questi dati, sulle sospensioni che il decreto prevede in 5 giorni. Non sono arrivate le indicazioni operative sull'applicazione del Green Pass. La dirigente scolastica snocciola i numeri del suo istituto per far capire come la gestione non sia semplice. Il personale è composto complessivamente da circa 200 persone, almeno un centinaio coloro che sono presenti contemporaneamente al mattino all'inizio delle lezioni. Per le 8 di mattina io immagino mi servano 7-8 unità di personale che aiutano in questi controlli e devo trovare personale disponibile perché vanno incaricati, chiaramente sono operazioni complesse. Operazioni di controllo del Green Pass che andranno effettuate ogni mattina, non potendo verificare se il certificato ha una scadenza a lungo termine. Non potendo loro esibirci il Green Pass cartaceo non possiamo vedere la scadenza, pertanto l'operazione di passare questo scan, questa app che dice certificazione valida va fatta quotidianamente per tutti. Ai dirigenti scolastici non resta che attendere chiarimenti dal Ministero a meno di 2 settimane dalla ripresa della scuola. Quello che spero è una conferenza di servizio a breve, una circolare operativa a breve. Dal 1° settembre chi entrerà in questa scuola, personale dipendente, dovrà avere il Green Pass, a cominciare dal dirigente scolastico. E per la riapertura delle scuole si sta lavorando sia alla riorganizzazione del trasporto degli studenti sia negli istituti per garantire gli spazi necessari alla ripartenza delle lezioni in presenza e in sicurezza. 2 settimane
settimane all'inizio della scuola e lavoro febbrile per l'organizzazione della ripartenza che sarà in presenza al 100%. Per il trasporto degli studenti, grande problema della scorsa primavera, la capienza dei mezzi è stata portata all'80% con obbligo di mascherina. Non serve il Green Pass e MOM si sta organizzando con steward a terra per contare gli studenti che salgono. Con l'ausilio dei privati verrà potenziato il numero dei bus. Interventi importanti per garantire il distanziamento e la presenza al 100% dei ragazzi anche sul fronte degli edifici scolastici. Noi con gli investimenti che abbiamo fatti diamo spazio a circa 2.300 studenti in più rispetto al passato anno scolastico. Stiamo facendo in questi giorni interventi alla Da Vinci di Treviso, dando 5-9 aule per un importo di 500.000 euro, e questo ovvierà al problema di promiscuità che avevano prima l'Einaudi e il Da Vinci, dando ad ognuno dei singoli istituti degli spazi in esclusiva e maggiori rispetto a quelli dell'anno scorso. Si stanno facendo degli interventi al Veronese di Montebelluna che ormai sono praticamente conclusi e partirà l'anno scolastico nella sede chiamiamola nuova. Conseguentemente troveranno spazi i Maffioli sempre a Montebelluna. Si stanno facendo degli interventi al Vittorio Veneto, al Città della Vittoria, alla Casa Grande di Pieve di Soligo, al Cerletti di Conegliano, un po' in tutti gli istituti ce ne sono in corso e altri che sono programmati a breve termine. E adesso veniamo ai profughi afghani. Domani pomeriggio vertice in prefettura a Treviso per pianificare l'accoglienza delle prime famiglie in arrivo nella Marca trevigiana. C'è domani pomeriggio alle 15 in prefettura una riunione con il prefetto, la prima riunione ufficiale da quando si è aperto il caso Afghanistan, quindi domani potrò darvi degli aggiornamenti. Dunque domani in prefettura verrà definita nel dettaglio l'accoglienza nella Marca dei primi profughi afghani portati in salvo dopo la presa di potere dei talebani. Nei giorni scorsi un vertice tra le prefetture venete aveva indicato in un centinaio il numero di uomini, donne e bambini in arrivo nella nostra regione. Si parla di pochissime unità, addirittura di 2 nuclei familiari che comunque raggiungerebbero un numero inferiore alle 10 persone, però si parla di nuclei familiari, quindi un padre, una madre e dei bambini. Famiglie che potrebbero arrivare già nei prossimi giorni a Treviso. Come comune, come comunità ovviamente ci faremo trovare pronti, perché ripeto, le immagini che stanno arrivando dall'Afghanistan sono terribili, le immagini di donne massacrate, bambini e anche di uomini che stanno cercando di scappare dai talebani, francamente ci stanno riempiendo il cuore di grande dolore. Si tratta soprattutto di cittadini che in questi anni hanno collaborato con la NATO e con il nostro paese. Soprattutto sono persone che hanno un cuore, che hanno una famiglia, che hanno un'anima, esattamente come ce l'abbiamo noi, che però siamo comodamente seduti sul divano di casa a guardare le immagini in TV, e quindi è doveroso da parte nostra tendere la mano. La cronaca è stato un fulmine a ciel sereno, una notizia che ha gettato tutti nello sconforto, anche per quella che sembrerebbe essere la dinamica. Marco era una persona molto conosciuta e ben voluta anche per il suo lavoro. Tutta la cittadinanza si stringe attorno ai familiari. Così il sindaco di Motta di Livenza, Alessandro Righi, esprime il suo cordoglio per la morte di Marco Lunardelli, 53 anni. L'uomo ieri sera intorno alle 19 in sella al suo motorino stava percorrendo via Colmello nella frazione di San Giovanni a Motta di Livenza quando a causa di un malore ha perso il controllo del mezzo finendo a terra. I primi a soccorrerlo alcuni passanti che hanno tentato di rianimarlo. Nel frattempo sono arrivati i sanitari del SUEM che non hanno però potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri di Motta di Livenza per i rilievi di legge. Lunardelli, titolare con la sorella di un'impresa di pompe funebri, era molto conosciuto a Motta e la notizia della sua scomparsa ha scioccato l'intera comunità. Continuano in Val di Zoldo le ricerche di Federico Lugato, 39 anni, escursionista mestrino di origini ma residente a Milano, di cui non si hanno più notizie da giovedì. Federico Lugato al momento della scomparsa indossava un paio di pantaloni corti grigio-verdi, una felpa blu e una t-shirt. L'appello della moglie a tutti coloro che potrebbero averlo visto o potrebbero aiutare nelle ricerche.
Sono Elena Pancera, la moglie di Federico Lugato, l'uomo scomparso a Pralongo giovedì 26 agosto. Pralongo è in Val Zoldana, in provincia di Belluno. Noi stiamo continuando a cercarlo insieme ai soccorsi ufficiali, stiamo cercando volontari e volontarie, esperti di montagna, anche cinofili, che ci possono dare una mano a ritrovarlo. Lui è lì fuori e ci sta aspettando. Stiamo anche cercando persone che possano averlo visto nella mattinata di giovedì 26 a Pralongo sul sentiero, in modo da riuscire a ricostruire meglio i suoi spostamenti. Se volete partecipare alle ricerche o avete informazioni su di lui, contattatemi direttamente sui social, Elena Pancera, oppure contattate i soccorsi e lo stiamo facendo per Federico. Grazie. Aveva molestato alcuni bambini in un parco pubblico di Camalò di Povegliano, mostrando loro le proprie parti intime. Un 28enne pakistano pregiudicato in evidente stato di ebbrezza è il protagonista della vicenda. Quando alla vista dei carabinieri di Nervesa della Battaglia l'uomo li ha minacciati intentando una colluttazione con il capo equipaggio. L'uomo è stato a quel punto immobilizzato e trasportato al Cafoncello di Treviso per smaltire i postumi dell'alcol. Il 28enne è stato arrestato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Domani si terrà l'udienza di convalida. Cambiamo completamente argomento. Cerimonia commemorativa oggi a Cison di Valmarino per i 50 anni dalla realizzazione del Bosco delle Penne Mozze, un sacrario dedicato agli oltre 2400 alpini trevigiani caduti nelle guerre, ma anche in addestramento e in altre operazioni militari. Un luogo dell'anima alpina, come ha sottolineato il generale Figliuolo. Per me venire qua vuol dire ritemprarmi, riprendermi i valori alpini, che sono quelli che stanno anche alla base del mio agire durante questo incarico di commissario straordinario per l'emergenza Covid. Questo è il senso della presenza a Cison dell'alpino più conosciuto d'Italia, impegnato sul fronte del contagio. Il generale Figliuolo, ma anche il generale degli alpini Claudio Berto, presenti per i 50 anni dalla realizzazione del Bosco delle Penne Mozze. Tantissime le penne nere provenienti da tutte le regioni e tra loro anche la nipote del generale Tommaso Salsa e la moglie dell'alpino medaglia d'oro Enrico Reginato. Un luogo della memoria in ricordo degli oltre 2400 alpini trevigiani morti nelle guerre ma anche in azioni militari. È proprio dal comandante del Corpo d'Armata Alpino il riferimento al sacrificio delle penne nere cadute in Afghanistan. Quando parlo di sacrificio parlo di grandi cose ma di piccole cose, di coraggio e di pietas che sono nello stesso insieme, che sono poi alla fine la stessa cosa. Cito perché lo cito sempre, anche ieri, in questo il maresciallo, poi il sottotenente Gigli, morto in Afghanistan nel 2010, medaglia d'oro al valor militare assieme a De Cillis, perché con lui, di fronte a un ordigno esplosivo, si è sacrificato, ha cercato di mandare via gli altri, ha fatto scudo col suo corpo, è morto lì, vicino a Herat, che abbiamo abbandonato. Temi trattati anche nella serata di sabato per i 90 anni dalla fondazione della sezione alpini di Vittorio Veneto. Noi abbiamo compiuto 90 anni, ma Treviso ne compie quest'anni 100, saremo al fianco loro, sono nostri fratelli nel cammino, saremo insieme a loro e appunto uno dei momenti anche belli, significativi, sarà la staffetta che partirà proprio da quassù al Bosco delle Penne Mozze per raggiungere Treviso. Una cerimonia che ha visto anche il completamento dell'albero del ricordo, con 24 nuove foglie rappresentanti di relative sezioni ANA e tra queste anche quella canadese di Vancouver. Forte infine l'appello delle penne nere alla politica per voce del presidente nazionale alpini Sebastiano Favero. Noi vorremmo un ritorno di un servizio obbligatorio, lo diciamo da qui, da questo memoriale. Ce lo gridano i nostri caduti, ce lo chiedono e noi non dovremmo avere paura di spostarci, di chiedere con forza questo ritorno, perché è quello che ci permetterà di lottare e di vincere contro un fenomeno molto dilagante e molto pericoloso, l'individualismo.
Dopo l'oro individuale conquistato ieri, altra medaglia per la campionessa trevigiana Bebe Vio alle Paralimpiadi di Tokyo, argento nel fioretto a squadre conquistato insieme alle compagne Andrea Mogos e Loredana Trigiglia. Qui nelle foto tratte dal profilo Instagram di Bebe Vio, la gioia, eccola qui dopo la vittoria, nell'immagine precedente al momento della premiazione. Alla schermitrice di Mogliano Veneto sono arrivati i complimenti del presidente Zaia, sempre più leggendaria, non ci sono altre parole per definire Bebe, che all'indomani di uno strepitoso oro individuale trascina le altre azzurre e ci regala un argento nel fioretto a squadre. Tutto questo, continua Zaia, il giorno dopo aver rivelato della grave patologia che ha rischiato di non superare nella primavera scorsa. Un vero modello di forza d'animo, di volontà e di riscatto, una gemma, conclude Zaia, sempre più splendente della terra veneta. Parliamo adesso di agricoltura, perché questa è stata un'annata difficile per l'apicoltura trevigiana e veneta. Scomparso il miele d'acacia, non era mai accaduto che d'estate si dovessero alimentare le arnie. Accanto a questo c'è l'eterno conflitto tra api e trattamenti sui vigneti. Adesso scontenterò qualcuno. Perché? Perché in realtà si trovavano celle reali e dentro moriva la resina. Era concomitante con i primi trattamenti nei vigneti contro la flavescenza dorata. Sicuramente scontenterà il mondo dei viticoltori, il presidente degli apicoltori veneti Stefano Dal Colle. Un atto d'accusa pesantissimo lanciato al mondo del vino nel corso della puntata di questa settimana del nostro settimanale Agricoltura Veneta. I fatti accaduti a maggio e circostanze troppo vicine per essere casuali riaccendono il conflitto tra apicoltura e viticoltura, in un momento dove la prima sconta un'annata disastrosa e la seconda vede allargare ulteriormente i confini del Prosecco con altri 6.250 ettari convertiti dalla glera. Moria di api regine, ma anche interi alveari a causa di cambiamenti climatici che stanno imponendo agli apicoltori di alimentare le arnie, cosa mai accaduta d'estate. Le dobbiamo nutrire, allora questo è un nutritore dove mettiamo uno sciroppo di acqua e zucchero, perché oltre a non aver prodotto il 70% in meno quest'anno, un'annata tragica, adesso lo dobbiamo anche aiutare perché possano accumulare le scorte per l'inverno. Dati sconcertanti per quanto riguarda la produzione. L'acacia è stata produzione zero. Era partita bene la primavera, marzo, aprile sembrava promettere bene, poi sono arrivate le gelate e il maltempo. In maggio, in pratica, concomitante con la fioritura dell'acacia, abbiamo avuto produzione zero. Poi, dopo l'acacia, ci sarebbe il castagno e il tiglio, e là parliamo di 50% di produzione rispetto agli altri anni, un po' di millefiori, sostanzialmente il 70% in meno. È una stima molto attendibile da quel che io raccolgo, non solo per la mia esperienza, ma per quello che riguarda l'associazione. Abbiamo 1.300 apicoltori con 25.000 alveari. C'è addirittura l'intervento del governo centrale a sostegno del settore, e questo testimonia l'estrema gravità della situazione dell'apicoltura italiana. 5 milioni di interventi a favore dell'apicoltura. Sono soldi che andranno agli apicoltori che hanno dichiarato di svolgere attività di apicoltura come fonte di reddito. Ed è la prima volta che accade, perché prima, in questi casi di calamità naturali, di maltempo, veniva, come sappiamo, la grandine per i vigneti, per il mais, per le colture, frutti, verdure, eccetera. Mai era successo per l'apicoltura. È la prima volta nella storia dell'Italia. A Follina brilla nella notte quello che sta diventando il luogo della memoria della Grande Guerra tra le colline UNESCO. È destinato a diventare uno dei luoghi della memoria delle colline UNESCO. È il sacrario ai caduti della Grande Guerra di Follina, sorto dove gli austro-ungarici dal 1917 al 1918 tumularono oltre 900 tra caduti e prigionieri deceduti per malattie o ferite. Diverse le nazionalità di questi soldati, che successivamente vennero riportati in gran parte nei loro paesi d'origine. Nel 2004 quest'area, diventata nel frattempo un terreno incolto e abbandonato, restituì altri 78 scheletri e un gran numero di ossa che ora riposano all'interno di questo altare. Da quel ritrovamento si decise di realizzare un luogo del ricordo dove fossero rappresentati tutti i popoli, ieri nemici, oggi riuniti sotto la bandiera europea.
E da giovedì scorso il Sacrario è visibile anche di notte, in un gioco di luci pensato per emozionare ma anche per far riflettere il visitatore. Questo Sacrario ormai sta diventando un punto di riferimento internazionale, peccato per il coronavirus in corso, ma ormai era meta di pellegrinaggi di tanti gruppi, di tante nazionalità. Abbiamo voluto illuminare anche tutte le bandiere per simboleggiare il fatto che i caduti di tutte le guerre non hanno colori. Un tocco in più per un luogo non solo della memoria ma anche d'opera d'architettura. Sono delle opere che permettono non solo di valorizzare quel grande progetto che è stato redatto dall'architetto portoghesi, ma soprattutto anche di permettere l'accesso alle persone diversamente abili. L'investimento è stato di quasi 90.000 euro, ben spesi per il sindaco, convinto come luoghi suggestivi come il Sacrario di Follina nel tempo diventeranno mete di un turismo storico, soprattutto dall'estero. Questo posto potrà essere anche una meta sicura, magari nelle ore notturne sul percorso dell'UNESCO, perché il posto è suggestivo e questa illuminazione l'ha reso ancora molto più bello. Torna il festival musicale dedicato al jazz che riempirà le strade di musica ed eventi a Treviso. Torna il jazz per le vie della città con la 7ª edizione di Treviso Suona Jazz Festival, un cocktail di sonorità che mantiene il consueto format anche in un periodo difficile per l'organizzazione di eventi a causa dell'emergenza in corso. Sono felice per questo, per aver mantenuto la formula originaria, quindi una formula itinerante nei luoghi storici, di carattere storico e architettonico della città di Treviso, con concerti esclusivi, con artisti premiati top jazz, i conservatori di musica Stefani e Venezia, mostre, l'appuntamento dedicato al cinema e tanti concerti nei plateatici. A partire dall'8 settembre fino al 12 si alterneranno concerti con nomi di spicco: Fabrizio Bosso, Daniele Di Bonaventura e Marcello Peghin, Enrico Pieranunzi e Gabriele Mirabassi, solo per citarne alcuni, musicisti provenienti da tutta Italia e giovani dei conservatori che troveranno spazio in nuove location per una Treviso che diventa epicentro della cultura a cielo aperto. La cultura e l'intrattenimento in questo caso non è solo nei luoghi deputati alla cultura, come in questo caso in realtà Treviso Suona Jazz sarà al Teatro Comunale, sarà l'auditorium della provincia, che è una grande novità di quest'anno, ma la musica si approprierà anche dei plateatici dei locali, per esempio del Giardino di Palazzo Giacomelli, che è un'altra novità, dei musei della città. Non solo fatto per calamitare appassionati, visto il parterre degli artisti, ma anche per attirare i cittadini coinvolti da una città che torna a rianimarsi. E con questa musica termina questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio come sempre le previsioni meteo. Grazie per essere stati con noi e buona serata e buona domenica. Villaggio San Francesco a Caorle, di Villa Giapasana Croazia, di Holiday.com. Sicuramente in vacanza. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in aumento, ma avremo ancora una lieve instabilità sulle Alpi. Vediamo insieme il dettaglio di lunedì 30 agosto. Sul Veneto prevale il bel tempo, tanto sole un po' ovunque, con cielo in genere sereno o al massimo poco nuvoloso. Tuttavia nelle ore pomeridiane avremo addensamenti e anche qualche acquazzone sui rilievi. Vediamo anche le temperature, minime tra 11 e 16 gradi, valori massimi compresi invece tra i 24 e i 29 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà soleggiato un po' dappertutto, anche in questo caso rovesci sui monti al pomeriggio, possibili fin verso le pianure limitrofe. Temperature minime tra 13 e 16 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 24 e i 26 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove sarà anche qui soleggiato, ma a seguire avremo qualche temporale a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 14-15 gradi, massime infine sui 27 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Villaggio San Francesco
Francesco a Caorle, di Villa Giafasana Croazia, di Holiday.com. Sicuramente in vacanza.